Perfetto, grazie. Volevi dire qualche cosa? Chi voleva dire? Grazie ad Alice e Luca per essere venuti qui con noi ad Alice Castello, grazie di cuore. Grazie davvero a tutti voi, grazie, davvero. Adesso vi racconto una storia, me la sono dovuta scrivere, non dimenticavo tutto. Un giorno un signore che facciamo finta che lo chiamiamo Mario, così, è venuto da me e mi ha illustrato un progetto per la festa dei giovani 2010, tanto importante quanto totalmente al di fuori delle possibilità e delle prospettive della nostra associazione. Pensate che Mario avrebbe voluto chiamare 2 artisti a livello internazionale e nazionale, non si sa mai, io ve lo auguro, dando loro un'accoglienza adeguata, porre Alice Castello ad una visibilità superiore rispetto a quanti già lo conoscono, magari facendo anche un servizio in televisione, far affluire più persone possibili a partecipare a questa festa, riuscire ad organizzare tutto con la collaborazione delle associazioni del paese, coinvolgere l'amministrazione comunale e per finire dar da mangiare e da bere a tutti quanti e far loro divertire. Beh, nei primi 5 minuti che ha detto questa cosa noi tutti pensavamo fosse un pazzo. Al 6° minuto lo eravamo tutti e abbiamo preso a cuore la sua causa. In sostanza, a gennaio la macchina si è messa in moto e nonostante il progetto fosse molto ambizioso, settimana dopo settimana, grazie allo sforzo di tutti e alla programmazione costante, siamo riusciti a portare a casa risultati soddisfacenti già solo nei primi mesi. Siccome ormai eravamo in ballo, no, non posso tagliare, perché la storia è troppo bella, quindi, siccome ormai eravamo in ballo, anche perché lui sui forum di Alice e Luca, ormai era apparsa la notizia, perché tutti voi siete qua perché l'avete letto sui forum e sui giornali. E quindi le persone che arrivavano da tutta Italia, bisognava sistemarla in qualche modo, negli alberghi, nei bed and breakfast, insomma, dargli una sistemazione. Sembrerebbe addirittura che qualcuno arrivi dalla Spagna. I ragazzi delle associazioni presenti, che vedete in giro, hanno fatto tutto il possibile. Il comune ci ha dato il suo pieno appoggio e la sua piena fiducia nell'organizzare tutta questa festa, e molti commercianti hanno voluto dare la propria visibilità attraverso la pubblicità che vedete là sui maxi schermi. Quel signore per noi ha avuto un ruolo fondamentale quest'anno e vorrei ringraziarlo di cuore, a nome di tutti, e soprattutto in questo momento particolare. E qualora ovviamente vedesse i risultati che ha avuto, io penso che possa essere più che contento. Io credo che tutti i suoi sforzi e ovviamente tutte le notti insonni che ha passato da gennaio ad oggi siano ripagate in pieno. Noi come Proloco nutriamo la speranza che le associazioni che hanno partecipato quest'anno continuino anche nei prossimi anni per programmare tutte le manifestazioni, e tutte le altre associazioni che non hanno potuto partecipare sono ben accette. Ovviamente sono ben accetti anche all'interno della Proloco e all'interno di tutte le associazioni di Alice Castello, tutti coloro che hanno a cuore gli avvenimenti, le manifestazioni, il carnevale, le feste che si tengono annualmente. Auspichiamo che ci sia nel corso degli anni un ricambio generazionale, come noi a suo tempo abbiamo avuto, perché grazie a chi ci ha preceduto che abbiamo imparato come si organizzano determinate manifestazioni.
Grazie di tutto. Noi abbiamo un piccolo omaggio da dare a Mario in questa serata da parte di tutti noi. Grazie Mario. Grazie, bravo, perché per noi è timido. A Mario, con stima e professionalità per la collaborazione.